Figlio di un birraio, l'artista svedese Zorn sposò una donna ricchissima, Emma Lam, che gli aprì la strada ai più importanti salotti borghesi d'Europa e fuori Europa. Divenne addirittura il pupillo di Isabella Stewart Gardner negli Stati Uniti. Dopo avere quindi immortalato le persone più importanti della borghesia internazionale, si ritirò insieme alla moglie nel suo piccolo paese d'origine di Mura, nella regione della Dalarna, al nord della Svezia, dove si interessò a ritrarre le genti e le tradizioni popolari proprie del suo paese. Il dipinto che noi abbiamo alle spalle appartiene tuttora al comune di Mura e fu un dono dell'artista. Lo realizzò in occasione della fiera di Mura, nella quale mercanti e produttori si incontravano per scambiare le merci, ma quello che il pittore ritrae è in realtà un monito contro l'alcolismo imperante già a fine Ottocento in Svezia. Proprio per questo il pittore decise di donare quest'opera al comune della sua città, affinché fosse un monito per tutti i suoi concittadini a rimanere lontani a questa piaga dell'alcol. Colpisce moltissimo la figura di quest'uomo ubriaco, riverso in avanti, con la bottiglia di vetro di fronte a lui, e la moglie dallo sguardo perso, attonito, disperata forse nel vedere suo marito così disteso tra i rovi.